Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Gela dopo le martellate di uno studente a un coetaneo, il rammarico della dirigente scolastica che rompe il silenzio, serve responsabilità e dialogo. Aniscemi, il capo della Protezione Civile Nazionale, è tornato in paese per un incontro in comune e annuncia verrà ridotta la zona rossa dal precipizio sino a 100 metri. San Fratello, nel Messinese, vive da 16 anni una situazione di emergenza permanente. 2 frane hanno messo in ginocchio il territorio, molti sono andati via, il sindaco denuncia, il paese si è impoverito. Palermo, dopo 116 anni a Mondello finisce l'era dell'immobiliare italo-belga, ma la spiaggia non sarà totalmente libera. La regione dovrà fare altri mini gare di concessione balneare fino al piano definitivo. Festa dei Vigili del Fuoco, eventi in diverse città siciliane, da Palermo a Catania, per celebrare gli 87 anni della fondazione. Voci da Sanremo, a Sicilia 24 Fiorella Mannoia, l'emozione in attesa di interpretare un brano di Ornella Vanoni e l'appuntamento in Sicilia. Calcio, il Catania si avvicina alla doppia sfida contro lo Salernitana e Benevento. Toscano dice sarà una partita di livello per i tifosi, partita decisiva. Bentrovati a Gela. Dopo l'episodio di violenza tra 2 studenti, la dirigente scolastica mostra tutto il suo rammarico e rompe il silenzio. Nessun bullismo, dice, ma un gesto improvviso. Ora serve responsabilità e dialogo. Gerry Italia. Ha parlato con il ragazzo che si è reso protagonista di questo gesto, che impressione le ha fatto? Ma anche lui è un bravo ragazzo, è un ragazzino. Ieri gli ho detto: ma cosa hai fatto? Potevi venire da me a parlarne, avremmo risolto nella maniera corretta. Se qualche screzio c'è tra te e il tuo compagno, chiamando le famiglie, facendole intervenire, perché non si risponde assolutamente mai con la violenza. Determinante ieri, per fortuna, l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze peggiori. Per fortuna il docente è stato prontissimo, perché nel momento in cui ha notato quello che stava accadendo è stato fulmineo a frapporsi in mezzo tra i 2 studenti ed evitare l'irreparabile. Oggi si riunirà un nuovo consiglio di classe straordinario, scatteranno dei provvedimenti disciplinari, ma sarà soprattutto un momento di confronto con studenti e famiglie. Alle famiglie vorrei dire: fidatevi dell'istituzione scolastica, collaborate con noi, se vedete che i vostri figli hanno bisogno utilizzate lo sportello d'ascolto, venite a parlare con noi, perché solo se ci coalizziamo, se lavoriamo in sinergia, possiamo evitare che lo possa portare ad esplodere in maniera così inaspettata e improvvisa. E siamo tornati a San Fratello, sono tanti i cittadini che sono andati via a causa della frana. Il sindaco del comune in provincia di Messina, colpito da ben 2 frane negli ultimi 13 anni, torna ai nostri microfoni e parla degli smottamenti che hanno messo in ginocchio l'intera comunità. Sentiamo Marco Gullà. 2 frane che hanno spezzato in 2 il centro abitato. San Fratello, nel Messinese, vive da 16 anni una situazione di emergenza permanente simile a quella che sta attraversando oggi Niscemi. Una zona rossa che sembra non finire mai. Nel 2010 circa 1500 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case. Poi nel 2023 un nuovo smottamento, senza che a oggi sia stato completato un intervento definitivo di messa in sicurezza. Frane che hanno colpito duramente anche il tessuto economico e commerciale del paese. C'è chi ha dovuto chiudere la propria attività e trasferirsi altrove. Anche dal punto di vista economico, perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali di San Fratello e quindi per l'accesso al nostro centro cittadino, dove tutte le attività commerciali, anche se non direttamente colpite, oggi ne stanno avendo grossi danni dal punto di vista economico, perché i flussi ovviamente economici si sono ridotti in maniera importante. Nonostante ristori e indennizi, molti degli sfollati dopo la frana del 2023 hanno scelto di lasciare definitivamente il paese. Ma tra i residenti resta una domanda: perché dopo lo smottamento del 2010 non sono stati realizzati interventi strutturali di prevenzione? Se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto, perché voglio dire, è una pietra, non stiamo parlando dell'Oceano Indiano e fare le dighe o fare un ponte sullo stretto. Era una pietra che si poteva benissimo arginare, sistemare e non arrivare a questo punto.
E anche Niscemi, dopo la frana, rischia di rimanere un paese isolato. Infatti è una corsa contro il tempo per ripristinare quantomeno le strade principali. Sentiamo Jerry Italia. Intanto è arrivato anche Ciciliano, il capo della protezione civile in paese. Ma andiamo con ordine, intanto il servizio di Jerry Italia. Una città spezzata, imprese in difficoltà e collegamenti vitali compromessi è la fotografia di Niscemi dopo gli eventi franosi del 25 gennaio scorso. Per affrontare l'emergenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è riunito il tavolo tecnico convocato dal ministro Matteo Salvini, con la partecipazione del presidente della regione Renato Schifani, dell'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme e del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Un confronto serrato per sbloccare rapidamente gli interventi più urgenti. Al centro del piano la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade provinciali 82 e 35, grazie a un progetto già esecutivo predisposto da ANAS del valore di circa 8 milioni di euro. L'obiettivo è far partire i lavori in tempi rapidi attraverso la nomina di un commissario straordinario. Bisogna intervenire subito per non isolare Niscemi e non fermare le imprese del territorio, ha ribadito Salvini, sottolineando la necessità di accelerare ogni procedura. Dello stesso avviso anche il sindaco Conti, che ha evidenziato le gravi difficoltà quotidiane per cittadini, studenti e lavoratori costretti a lunghi percorsi alternativi. Ma l'intervento sull'SP 82 e 35 è solo il primo passo. È stato infatti aperto un dossier su tutte le strade danneggiate, mentre emerge con chiarezza un dato allarmante: in alcuni tratti sarà necessario realizzare una viabilità completamente nuova, perché quella esistente non potrà più essere recuperata. Particolarmente critica la situazione della SP11, gravemente compromessa e destinata a interventi di lunga durata. Una corsa contro il tempo tra sicurezza, mobilità e sviluppo. Per Niscemi la sfida è trasformare l'emergenza in ricostruzione prima che l'isolamento diventi una condanna permanente. E a Niscemi è arrivato nuovamente il capo della protezione civile Ciciliano, un incontro in comune e poi un annuncio importante: la zona rossa verrà ridotta da 100 a 100 metri, ma sentiamolo. Allora iniziamo dalla domanda che tutti i niscemesi si aspettano: che novità ci sono, se ci sono, per la delimitazione della zona rossa? La novità è che sulla base di quelle che sono state le valutazioni del centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile dell'Università di Firenze, si è stati capaci di fare un'analisi puntuale di quello che è il fronte di Frana, e quindi siamo stati capaci di definire la riduzione della fascia di rispetto, la fascia di sicurezza a 100 metri. Diventerà ufficiale da quando? Insomma, quando le persone tra i 150 e i 100 metri potranno ritornare nelle loro abitazioni? È diventata già ufficiale adesso, perché l'ho notificata al sindaco pochi minuti fa. Ovviamente è necessario che poi il sindaco emani dei provvedimenti per consentire il rientro nelle abitazioni, ma è una cosa che si farà nel corso delle ore, massimo qualche giorno, insomma. Beh, quindi buone notizie per alcuni residenti di Niscemi. Adesso invece andiamo a Palermo. La regione revoca dopo 116 anni la concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga. Gioisce la Vardera e gioiscono molti palermitani, ma la spiaggia adesso non sarà libera come in tanti credono e sperano. Ci spiega di più e meglio Manlio Viola. Stop alla concessione della spiaggia di Mondello alla immobiliare italo-belga. Dopo ben 116 anni continuativi in varia forma e con diversi rinnovi, la Regione ha deciso di revocare la concessione per gravi violazioni contrattuali. Una decisione inattesa, per la quale gioisce il deputato regionale Ismaele Lavardera, autore di una vera e propria guerra a tutto campo all'azienda, che, sempre per le denunce di Lavardera, si trova adesso commissariata dalla prefettura nell'ambito di una procedura per espellere i rischi di infiltrazione mafiosa. Oggi vince la Sicilia, vincono i palermitani, vince lo Stato di diritto. La Regione e il Comune facciano presto per individuare i concessionari privati che si possono prendere cura di Mondello, perché io sono per un pezzo libero e un pezzo a più privati per alzare il livello del servizio. Ed è proprio Lavardera ad aprire il nuovo capitolo, quello che coglierà di sorpresa i palermitani che gioiscono sui social. La revoca della concessione non vuol dire che la spiaggia sarà libera, ma solo che sarà affidata ad altri soggetti privati diversi. Intanto però la stagione balneare di quest'anno è a rischio. La italo-belga ha 60 giorni di tempo per rilasciare il lido ai fabbricati balneari. Alla Regione ne resteranno pochi per assegnare mini concessioni trimestrali solo per il 2026 a chi dovesse ottenerle, e queste società che avranno le concessioni dovranno far tutto in meno di un mese per attrezzare la spiaggia, sempre che nel frattempo la italo-belga non ottenga una sospensiva dal TAR, al quale annuncia già che si rivolgerà da subito.
No alla mafia, sì alla legalità. Chiara e forte la voce che ha risuonato alla 43esima marcia antimafia da Bagheria a Casteldaccia. L'arcivescovo di Palermo Lorefice dice: liberare le città da ogni forma di criminalità. Giusy Lazzara. Una marcia antimafia con 2000 persone, molti giovani e alunni delle scuole, da Bagheria a Casteldaccia, 6 chilometri sulla strada dei Valloni. Per anni terra di mattanza e via di fuga dei killer. Da 43 anni il centro studi dedicato a Pio La Torre, ucciso dai boss nel 1982 a Palermo, promuove questa manifestazione popolare per diffondere i valori di pace e democrazia. In cammino anche l'arcivescovo di Palermo Lorefice, che non vuole tacere ma alzare la voce contro ingiustizia e illegalità. Arriva a noi l'esigenza di una città umana liberata da ogni forma di violenza, di oppressione, da ogni forma di mafia. E quindi ascoltiamo il grido dei giovani e ringraziamo tutti gli adulti che oggi ancora hanno la capacità di gridare no ad ogni forma di mafia. E in questo territorio crocevia di violenza, che nel tempo è diventato luogo di riscatto, arriva un segno forte per dire no alla presenza della criminalità che si insinua nel nostro quotidiano. I mafiosi frequentano le nostre stesse palestre, i nostri bar, i ristoranti, i luoghi dove ognuno di noi vive. Dobbiamo avere la capacità di riconoscerli e isolarli. E poi ci sono loro, i più giovani, che portano una ventata di energia nel lungo percorso verso la legalità. Un corriere della droga è stato arrestato, il camionista incensurato è stato fermato dalla polizia stradale per un controllo sulla A18 Messina-Catania allo svincolo per Giardini in Naxos. Stava trasportando 15 kg di cocaina, la droga avrebbe fruttato guadagni per oltre 2 milioni di euro. 87 anni fa veniva istituito il Corpo dei Vigili del Fuoco, una giornata storica. Oggi in diverse città siciliane eventi e manifestazioni per celebrare il ruolo del pompiere. Marco Gullà. Nessun salvataggio rischioso, nessun incendio da domare, ma oggi la missione dei Vigili del Fuoco è quella di parlare ai tanti studenti accorsi in massa in Piazza Verdi a Palermo. Vi spieghiamo cosa facciamo. I Vigili del Fuoco raccontano il loro mestiere nel giorno in cui si celebra la ricorrenza della fondazione del Corpo, avvenuta il 27 febbraio 1939. Eventi in diverse città siciliane, da Palermo a Catania. Si celebra il pompiere. Il nostro impegno nella società, nella comunità è quotidiano, nel soccorso pubblico, nell'attività di prevenzione, nell'attività di vigilanza che espletiamo, ma è importantissimo l'attività di formazione, informazione e divulgazione della sicurezza che facciamo in generale, ma soprattutto ai piccoli. Lui invece è Paco, addestrato per interventi particolari. Ci sono dei cani da ricerca e soccorso, sia in macerie sia in superficie. Si occupa di persone sepolte, causa crolli, causa terremoto magari sotto le macerie, oppure in superficie di persone disperse. Fanno questo tipo di lavoro. A Catania le celebrazioni si sono aperte nella sede centrale del comando provinciale, poi tappa al teatro Vincenzo Bellini con la proiezione di filmati e immagini storiche e di attualità, oltre all'esibizione musicale dell'orchestra dell'Istituto Turrisi Colonna di Catania. Acireale al centro della cultura, tra musica, cinema e teatro, dal 2 al 31 marzo, in programma eventi per valorizzare il territorio. Giusy Lazzara. Marzo, il mese della cultura. Acireale apre le porte agli eventi con musica, teatro, cinema e incontri letterari. Il cartellone dal 2 al 31 marzo proporrà un articolato programma di eventi per un percorso condiviso che mette al centro partecipazione, dialogo e valorizzazione delle energie culturali del territorio. Noi dedichiamo marzo giusto per concentrarci e avere una sintesi di manifestazioni, ma lo possiamo fare solo grazie non solo agli uffici, a chi ci ha lavorato, ma anche a tutte le associazioni culturali che sono presenti nella città.
un'occasione per far ripartire il dialogo e lo scambio culturale. Nel mese di marzo emblematicamente l'amministrazione comunale vuole scommettere su questo stimolo che vuole dare alla città, dal quale, devo dire, questo è adesso una conferma, dal quale stimolo arrivano riscontri notevoli, positivi. La manifestazione è organizzata tra gli altri dalla città di Acireale in collaborazione con la regione siciliana, lo Sportello Spettacolo e la città metropolitana di Catania. Partiamo di teatro adesso. Riccardo III di Shakespeare allo Stabile di Catania fino a domenica. Orazio Longo. Tu non diventerai il re. Ora l'inverno del nostro scontento è diventato gloriosa estate sotto questo sole di York. Così si apre la tragedia shakespeariana che racconta l'ascesa e la repentina caduta di Riccardo III in un vortice di complotti, tradimenti e violenza politica. A portarlo in scena a Catania, al Teatro Stabile, è l'attrice Maria Paiato. Margherita! Riccardo! Questa voglia di mettersi nei panni di un uomo, di lavorare nel maschile, non è, ce l'ho spesso, mi è capitato, io ho anche realizzato altri personaggi maschili, ma questo in particolare lo dice poi la sua storia, no, teatrale, un personaggio che tutti i grandi attori di teatro maschi hanno affrontato per il suo fascino. Ambientata sullo sfondo della Guerra delle Due Rose, l'opera conclude la tetralogia minore di Shakespeare. Al centro della vicenda la figura magnetica di Re Riccardo, una figura affascinante, ironica, seducente, ma spaventosamente lucida, lo descrive Andrea Chiodi nelle note di regia. Riccardo è sicuramente il fascino del male, un male che è terribile ma allo stesso tempo riesce a conquistare, a sottomettere, a soggiogare e, ahimè, quanto è attuale, quanto è vero. Lo spettacolo è prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, dal Teatro Nazionale di Genova, dal Teatro Biondo di Palermo e dal Teatro di Roma, Teatro Nazionale. In marcia con me! Breve pausa e poi parleremo di Sanremo, ci collegheremo con la nostra inviata. A tra poco. Ed eccoci, ci colleghiamo adesso con Sanremo. Oggi è la quarta serata del festival ed è quella più attesa, quella dedicata ai duetti. Ci colleghiamo con la nostra inviata Roberta Lunghi. A te Roberta. Eccomi Adelaide, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Hai detto bene, la serata più attesa, perché poi alla fine è la serata nella quale si alternano sul palcoscenico del Teatro Ariston tanti personaggi della musica italiana che vengono un po' scelti dai cantanti in gara per come dire, un affiancamento amichevole e per la possibilità di staccare un attimo dall'idea frenetica della gara appunto tra i 30 protagonisti di questa bella edizione. Ci saranno dei personaggi di grande calibro, di grande rilievo. Noi ne abbiamo incontrata una quest'oggi, la grande Fiorella Mannoia, che sarà sul palcoscenico dell'Ariston insieme a un giovane di grandissimo talento, non solo uno spessore artistico straordinario, ma anche un uomo gentile e assolutamente ironico. Parliamo di Michele Bravi, tra loro c'è grande sintonia. Lui ha detto: avrei voglia di avere lo sguardo amichevole e amorevole di Fiorella sul palcoscenico, e Fiorella ci sarà questa sera per un omaggio bellissimo a Ornella Vanoni. Sentite che cosa ci ha detto. Una nota soltanto per questa sera, l'emozione è doppia, forse tripla per l'omaggio ad Ornella. Innanzitutto stai omaggiando, insomma, un'icona della nostra cultura musicale e non solo. Per cui già hai una responsabilità cantando una canzone di Ornella, quindi quello è sicuro. In più questo palco non mi lascia, almeno a me, ecco, posso dire che non mi lascia indifferente. Prestissimo, nuovamente in concerto nella Sicilia che ami. Sì, quest'estate vedremo a Catania, a Messina, a Palermo, per cui ci vedremo presto. Siciliani, aspettate che arrivo.
Beh, in attesa di riabbracciarla in concerto in Sicilia, cosa alla quale i suoi fan sono abituati, intanto godremo di questo spettacolo che si preannuncia di grande livello. Oh, ma stasera c'è un po' di Sicilia sul palcoscenico proprio in occasione dei duetti. Perché? Perché arriverà sulla scena anche il duetto tra Serena Brancale degli Abuglisi, giovane stella siciliana di Paternò, che si è piazzata tra i primi 4 a X Factor, un successo senza incredibile della sua Sicilia Band in giro per tutti i teatri d'Italia. Noi la incontreremo più tardi. E poi c'è Mario Biondi che arriva insieme a un altro grandissimo, un virtuoso del cantautorato italiano ma anche della chitarra, cioè Alex Britti. Mario Biondi si divertirà sul palco con Seife insieme alla bella Hit the Road Jack, che insomma ne verrà fuori una session di rilievo. Questa sera si vota con giuria popolare, quindi il televoto, la sala stampa e le radio. Si decreterà il vincitore delle cover e sarà certamente uno spettacolo che seguiremo per voi. Appuntamento alle 14:30 con Voci da Sanremo su Telecolor. Vi aspetto, a te la linea, Adelaide. Sì, grazie Roberta, come al solito ti auguro buon lavoro, ci vedremo subito dopo alle 14:30 con Voci da Sanremo. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Pochi minuti fa ha parlato Mimmo Toscano, l'allenatore del Catania ha anticipato ad oggi la consueta conferenza stampa di vigilia della partita. Il tecnico deve fare i conti con le condizioni non buone di alcuni giocatori, tra cui Forte, che non sarà disponibile per la gara di Salerno. Francesco Triolo. Strada facendo, cantava Baglioni, sarà questa la colonna sonora che accompagnerà il Catania e Mimmo Toscano, soprattutto verso la trasferta di Salerno. Strada facendo, in treno, il tecnico analizzerà la situazione, verificherà gli ultimi dettagli venuti fuori dall'ultimo allenamento di questa mattina e poi dalla rifinitura, e potrà decidere la formazione da schierare domenica contro la Salernitana, che si presenterà con il nuovo allenatore, un Serse Cosmi carico e voglioso di dimostrare che non è affatto bollito, lo ha detto a chiare lettere. Come cambierà la Salernitana il dilemma? Probabile la difesa a 3. Non dobbiamo pensare alla partita che dobbiamo fare noi. Come fare le cose fatte bene. Sarà una partita di livello, perché sono 2 squadre di livello. Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, per arrivare prima. Out Forte, lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra, recita la nota del Catania. L'allenatore deve fare i conti anche con le condizioni non proprio buone di Celli e Rolfini, che comunque saranno a disposizione, così come Caturano. Non è escluso nulla, neppure la possibilità di un falso 9 con Lunetta o Bruzzaniti a sostegno. Di Gennaro, Cicerelli e Di Tacchio sono tornati in gruppo, ma è presto per capire se potranno essere utilizzati. Deciderà il tecnico sulla base di quanto dirà lo staff medico. La cosa più importante non è chi scenderà dal primo minuto in campo, ma noi abbiamo una caratteristica ben precisa, che è stata una costante per tutto il campionato, che chi è partito dall'inizio e chi è subentrato ha fatto sempre bene e ha determinato. Le sfide contro Salernitana e Benevento decidono le sorti del Catania? Lo abbiamo chiesto ai tifosi rosso-azzurri. Tonino De Mana. L'atmosfera è quella giusta, delle grandi occasioni, perché in 2 partite ravvicinate si decide forse il campionato. Domenica la Salernitana all'Arechi, giovedì il Benevento al Vigorito. 2 snodi cruciali che stuzzicano l'entusiasmo della tifoseria. Bagno di folla al Massimino e idee chiare sugli spalti. Salernitana e Benevento, secondo lei si decide il campionato oppure no? Ma penso di sì. Ancora no, secondo me. Queste 2 partite sono importantissime. Speriamo di vincere queste 2 partite e che sia l'anno buono per entrare in Serie B. Ovvio che si decide il campionato, speriamo bene, 6 punti su 6 dobbiamo fare, se no è finita. Speriamo di vincere. Trasferta salernitana vietata ai residenti in Sicilia, ma la squadra porterà con sé il calore e la carica del pomeriggio rossazzurro. A Salerno senza tifosi, quanto inciderà questo? Ma ormai sono abituati a non vedere il tifo fuori, perché ci vedono molte partite. Ci siamo col cuore, sempre col cuore, non manchiamo mai. Il Catania ha tutte le potenzialità per vincere. Risultato, Salernitana-Catania.
0-2. Niente tifosi al seguito ed allora poltrona e telecomando in mano. Salernitana Catania si potrà vedere in TV. Dove? Su Telecolor ovviamente. E come ogni venerdì vi ricordo l'appuntamento con Preview in onda oggi eccezionalmente alle 15:30. In studio con Marco Carli si analizzeranno i temi del big match fra Salernitana e Catania. Dunque appuntamento con Preview alle 15:30. Era l'ultima notizia, io vi lascio con Voci da Sanremo. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.